Oggi qui ci troviamo fra diversi partner nazionali e non, diciamo che l'arco è quello alpino che ci accomuna e fondamentalmente oggi discutiamo per capire quali siano le prossime strategie per quanto riguarda soprattutto l'innovazione nel rapporto con l'Europa. Referenti della Commissione europea e della macrostrategia europea per l'arco alpino, l'EUSALP, si sono dati appuntamento a Venezia con i rappresentanti istituzionali delle regioni dell'arco alpino, oltre che dell'Italia, di Austria, Germania, Francia e Slovenia, regioni che presentano similitudini territoriali ed economiche. Noi dobbiamo decidere come impiegare e come investire i fondi che l'Europa mette a nostra disposizione e serve ovviamente interloquire anche con altre realtà. In particolare l'incontro ha avuto come oggetto la prossima programmazione FESR collegata alla strategia di specializzazione intelligente in una prospettiva regionale. Per l'assessore regionale Roberto Marcato l'occasione di illustrare caratteristiche e potenzialità economiche del Veneto. Oltre il 90% delle imprese venete è fatto di piccole aziende, di aziende con meno di 10 dipendenti. Ecco, noi dobbiamo rivolgersi a questa struttura imprenditoriale anche perché è quella che in questi anni ha dimostrato meglio di qualsiasi altro tipologia di impresa di saper reagire alla crisi. Lo ricordo che il Veneto ha il tasso di disoccupazione più basso d'Italia e la crescita del PIL più alta e tutto questo è fatto dalle PMI.